In anticipo rispetto agli anni scorsi è partita ai primi di ottobre la stagione della raccolta e di frangitura delle olive, resa minore rispetto al 2017, ma la qualità sarà comunque buona. La Chiesa fa sue le domande dei giovani, domani l'apertura del Sinodo dei Vescovi, al mattino la messa in piazza San Pietro, al pomeriggio il via ufficiale, Telepace seguirà entrambi i momenti in diretta. Riparte da Chiavari il rilancio della Congregazione delle Suore Giannelline. La nascita della provincia italiana Madre Caterina Podestà prelude ad una rivitalizzazione dell'ordine religioso. Un confronto sull'immigrazione attraverso il racconto di chi la segue sul campo si è svolto a Sestri Levante, promosso da un gruppo di amici decisi a fare chiarezza sul tema al di là di tanta propaganda. Buongiorno a tutti e bentornati al TG13. Con i primi giorni di ottobre ha preso ufficialmente il via alla stagione della raccolta delle olive. In anticipo rispetto agli anni scorsi i frantoi del Tigullio hanno già iniziato la loro attività. La qualità dell'olio anche quest'anno si conferma buona, anche se con una resa inferiore rispetto all'anno scorso. Ma sentiamo Andrea Capitani. Noi ci auguriamo senz'altro che la scia sia quella dell'anno scorso e che quindi otterremo un prodotto ottimale. Non so se sarà con la resa dell'anno scorso, che è stata ottima, però senz'altro il prodotto sarà più che apprezzabile. Parte con il piede giusto anche la stagione 2018-2019 dell'olio di oliva. In anticipo di quasi 2 settimane rispetto all'avvio tradizionale di metà ottobre, quasi tutti i frantoi del Tigullio si sono già messi in moto per una frangitura delle olive che, complice il vento di queste ultime ore, sta già facendo registrare molte prenotazioni. La stagione si presenta abbastanza buona, soprattutto perché non c'è stata molta invasione di mosca olearia, per cui il prodotto è buono, non ha avuto bisogno di trattamenti per la mosca olearia, per cui il prodotto senz'altro sarà apprezzabile. Sarà più che apprezzabile. Una resa che secondo le prime indicazioni si attesterà intorno al 16-20%, mentre lo scorso anno, complice il periodo siccitoso che aveva caratterizzato l'estate e il primo autunno, aveva raggiunto valori intorno al 22-25%. A fronte di questo però la qualità dell'olio si conferma buona. Per favorire questo però è necessario fin da subito mettere in campo alcuni accorgimenti che potranno evitare che si rovini il frutto prima della sua spremitura. Velocizzare la stesura delle reti il prima possibile, effettuare la raccolta più velocemente possibile in modo da ottenere, da portare al frantoio un prodotto qualitativamente valido. Tra le realtà operative in queste ore c'è il frantoio della Cooperativa Agricola Lavagnina, punto di riferimento per i soci e tutti gli olivicoltori della zona di Lavagna e non solo. Da quest'anno il servizio di frangitura offerto potrà contare su una nuova informatizzazione del sistema di prenotazione che garantirà tempi di attesa più brevi e una migliore ottimizzazione. Abbiamo informatizzato le prenotazioni in modo da ottimizzare il servizio agli agricoltori che avranno il frantoio quindi a disposizione praticamente 24 ore su 24. Abbiamo potenziato anche le squadre operative, per cui saremo in condizione di soddisfare qualsiasi richiesta. La cronaca, un incendio boschivo ha interessato fin dalle prime ore di questa mattina la località Acquafredda di Masso nel comune di Castiglione Chiavarese. Le fiamme, spiega il sindaco Giovanni Collorado, al momento risultano circoscritte e hanno interessato in particolare il sottobosco, producendo molto fumo. All'origine un guasto alla linea della media tensione. Un pino si è abbattuto sui cavi prendendo fuoco e lasciando senza corrente le abitazioni della frazione. Dalle 6 del mattino sono entrate in azione 2 squadre dei vigili del fuoco di Chiavari, supportate da una proveniente dalla Spezia che con l'autobotte ha presidiato il tratto autostradale. Sul posto anche i volontari antincendio boschivo di Casarza Ligure e i tecnici dell'Enel per ripristinare la fornitura di energia. L'area interessata dalle fiamme è stata raggiunta utilizzando una strada di servizio accessibile dall'autostrada. Una volta giunti sul posto, le fiamme alimentate dal vento sono state spente. Al momento la zona è presidiata. Non è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei. Nel Tigullio si segnalano altri interventi nel corso della notte per alberi e rami caduti a causa del vento forte. Notte di intenso lavoro dunque anche per i vigili del fuoco del comando di Genova. Sono stati effettuati nella notte un centinaio di interventi da Arenzano a Bogliasco. 4 squadre della sede centrale, tutti i distaccamenti, hanno lavorato per ripristinare la sicurezza e anche nel Levante Ligure è stata segnalata la caduta di rami e di alberi in molte zone.
Questa mattina si è svolta nello stabilimento della Astore di Casalza Ligure l'assemblea dei dipendenti. All'unanimità è stato approvato un pacchetto di ore di sciopero che saranno messe in campo nei prossimi giorni. L'obiettivo della protesta dei lavoratori è scongiurare la chiusura del polo produttivo della Val Petronio e il trasferimento di tutto il personale a Casella. Si intende anche nei prossimi giorni la convocazione dei consigli comunali in seduta congiunta dei comuni di Casalza Ligure, Sesti Levante, Moneglia e Castiglione Chiavarese. Siamo ora all'informazione religiosa. Prende il via domani il Sinodo dei Vescovi sui giovani. Al mattino la messa alle ore 10 in piazza San Pietro, presieduta dal Papa, è trasmessa sul canale 15 di Telepace in diretta. Non ci sarà dunque l'udienza del mercoledì. Al pomeriggio poi l'apertura del Sinodo alle ore 16:30, sempre in diretta su Telepace. Un sacerdote della nostra diocesi, Don Federico Pichetto, missionario della Misericordia, seguirà in diretta l'apertura dell'Assise a partire dalle 13:30 su Radio in Blu e commenterà le interviste realizzate dai giovani in tutta Italia. Ma che cosa rappresenta il Sinodo per i ragazzi di oggi? Lo abbiamo chiesto a Don Pichetto. Qual è l'animo, quali sono i pensieri dei giovani in vista del Sinodo dei giovani che si terrà a Roma tra pochi giorni? Ma che ci sia un luogo che parli di loro, evidentemente a loro interessa molto, sono anche molto curiosi di comprendere che cosa si andrà a dire. Certo, quello che prevale tante volte è una grande attenzione a se stessi in senso proprio egoistico, e quindi l'incapacità di vedere quello che si muove attorno a loro. Quindi è un momento così di grande attenzione per quello che si sta sviluppando, anche per quello che viene detto, ma anche di grande fragilità, di apertura, di difficoltà ad aprirsi a quello che è diverso da sé. Il Papa ha deciso quest'anno di incontrare appunto i giovani per ascoltarli e conoscerli. Quali sono i loro desideri o i loro pensieri? Io credo che la grande domanda di questo tempo sia proprio se esiste una strada per essere felici, se esiste qual è, com'è. Come è fatta, come si percorre, com'è possibile che il cristianesimo diventi una strada ancora percorribile e significativa per me, per la mia vita, per me che sono così oggi nel 2018 un giovane di 14, 15, 18, 20 anni. È possibile che ci sia una strada di bene per me? Questa è la grande questione che la Chiesa, ma anche i ragazzi si aspettano, cioè capire se esiste una possibilità di bene, di felicità per questa mia vita così com'è. Territorio. Con la nascita della nuova provincia italiana intitolata Madre Caterina Podestà, a Chiavari riprende da dove era partito il cammino delle suore figlie di Maria Santissima dell'Orto, conosciute come suore Giannelline. Il percorso non si è mai interrotto, ma ora l'ordine religioso sta vivendo un momento di profondo rinnovamento e rivitalizzazione. Domenica scorsa, nei locali dell'istituto in Corso Colombo, il passaggio storico. Siamo andati a vedere. Erigo, la provincia Madre Caterina Podestà. Chiavari, 30 settembre 2018. Una data storica che si affianca a quella del 3 aprile 1837, posa della prima pietra della casa madre delle figlie di Maria Santissima dell'Orto in Corso Colombo a Chiavari. Dopo 181 anni le suore Giannelline tornano da dove sono partite. Nostra missione, anche siamo sorelle di diverse lingue, di diverse nazionalità, hay una cosa in comune tra noi, la vivenza di un carisma di carità evangelica vigilante e la nostra vocazione che è un dono di Dio e la vivenza di questo carisma giannelliano, soprattutto di portare avanti l'aiuto della persona più bisognosa, del povero. La nuova madre provinciale sarà Suor Giovanna Petronio, chiamata a guidare la congregazione delle religiose in questo momento di passaggio e unificazione tra le due province di Genova e Roma. Unificare le due province sempre con l'intento di ascoltarci, di vivere il più possibile all'unisono, in modo che insomma diamo testimonianza proprio di unità nella Chiesa e nell'istituto. Momenti di commozione e gioia per le suore Giannelline chiavarese che in tutti questi anni hanno continuato ad operare in quella casa fondata dal Sant'Antonio Maria Gianelli. È una gioia grandissima, profonda, perché io vivo qui pensando a quando le mie consorelle sono partite di qui e come il santo fondatore da qui ci ha creato, dalla Madonna dell'Orto, figlia di Maria, e in questa casa e ha messo lui la prima pietra, no? E qui è il centro vitale dell'istituto.
Il vescovo, durante la celebrazione dell'Eucaristia, ha richiamato l'impronta materna che ogni religiosa porta con sé, una disponibilità che libera da ogni prospettiva di chiusura. Per le suore gianelline in tutto il mondo il cammino prosegue, affidata al coraggio che il santo fondatore ha saputo imprimere loro. Lui sempre animò a ogni sorella, la prima e oggi, con il suo pensiero, a avere questo coraggio e questa fiducia in Dio e nella Madonna. Le suore Clarisse di Levi celebrano la memoria di San Francesco d'Assisi. Domani, mercoledì, al monastero di Santa Chiara alle 20:45 si terrà la veglia di preghiera in ricordo della nascita al cielo del Santo. Giovedì, festa del patrono d'Italia, alle 8:30 la messa, alle 18:30 i vespri. Cambiamo tema. Per approfondire gli aspetti legati all'immigrazione, a Sesti Levante si è svolto l'incontro Confini e Racconti. Numerosi gli ospiti che hanno trattato il tema sotto diversi aspetti, dal viaggio sino ai percorsi di integrazione, confrontandosi e raccontando la loro esperienza sul campo. Sentiamo. Il tema delle migrazioni viene spesso affrontato di pancia, a volte senza cognizione di causa, con molta semplificazione e numeri il più delle volte non verificati. Ne è convinto Andy Nganso, medico di Cantù di 30 anni, originario del Camerun ma italiano di adozione, tra gli ospiti dell'incontro Confini e Racconti a Sesti Levante. Nganso ha descritto un percorso ordinario di integrazione. Per raccontare un pochettino quello che è la migrazione oggi su un altro punto di vista, perché siamo ormai abituati a un racconto molto propagandistico della migrazione, quando invece ad oggi la migrazione rappresenta una delle arterie del mondo. Nell'occasione è stato proiettato il documentario girato da Ruben Lagattolla a bordo della nave Aquarius, dove ha raccontato la vita di bordo dei soccorritori e alcuni interventi in mare aperto. Quello che accade a bordo della nave Aquarius, quello che mostriamo qua, è soltanto un piccolo aspetto di tutto quello che è il contesto delle migrazioni intorno al Mediterraneo verso l'Europa. Speriamo poi magari di riuscire a far sorgere qualche dubbio tra le persone. L'incontro all'ex convento dell'Annunziata, patrocinato dal comune e da numerose associazioni, è stato promosso da un gruppo di amici per sensibilizzare il territorio sull'accoglienza dei migranti. Il nostro evento non ha uno scopo di tipo politico, ma semplicemente informativo. In un periodo in cui si specula molto sul tema delle migrazioni e dell'accoglienza, abbiamo invitato persone di esperienza che ci possano parlare di cosa realmente accade. Tra gli altri ospiti Andrea Torre, direttore del centro studi MEDI, Migrazioni nel Mediterraneo, e Monica Napoli, giornalista di Sky TG24. La mia esperienza si concentra soprattutto su Ventimiglia e dunque sui rapporti tra Italia e Francia, e dunque sono stata invitata proprio per cercare di raccontare questo aspetto, che è un aspetto problematico per l'Europa, cercando appunto di poter raccontare ma anche dare un messaggio di solidarietà, perché in realtà quello che succede a Ventimiglia succede ancora oggi, non è ancora finito, ancora ci sono decine e decine di persone bloccate alla frontiera. Nel 2019 si voterà per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco di Rapallo. C'è già un primo candidato ufficiale in lizza. Si tratta di Alessandro Puggioni, che correrà per la Lega, che si presenterà con il suo simbolo. Dopo la richiesta del Consiglio direttivo della sezione di Rapallo e il via libera da parte dei vertici liguri del Carroccio, l'ex assessore comunale alla sicurezza e alla viabilità, eletto in regione nel 2015, ha accettato la sfida ed è ufficialmente in corsa per la tornata elettorale. È iniziato il sopralluogo dei consulenti e dei periti, degli indagati e delle parti civili nell'hangar dove sono custoditi i reperti del Ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto provocando la morte di 43 persone. Le operazioni di oggi, ha spiegato Luigi Gambarotta, consulente dell'indagato Antonio Brencic, ci serviranno a cristallizzare lo stato dei monconi e dei resti già catalogati dagli investigatori, poi si vedrà. Questo è il primo atto dell'incidente probatorio che si concluderà tra 2 mesi. E ora andiamo a Rapallo perché oggi si conclude il progetto Futura, il futuro sottosopra, 3 giorni dedicati al mondo della scuola digitale che ha coinvolto più di 100 ragazzi degli istituti superiori del nostro territorio con lo scopo di riflettere e formare sui temi di innovazione, tecnologia e non solo. Il centro ha le liceti di Rapallo, ma sono stati coinvolti altri luoghi della città. Siamo andati a vedere stamattina. Il tema di oggi è la fragilità del territorio, il tema di Futura Rapallo, di
questi 3 giorni è il futuro sottosopra, e abbiamo trattato argomenti che riguardano sia la fragilità della persona, ed è stato il tema di ieri, che quelli del territorio, che appunto sarà il tema centrale della giornata odierna. All'interno dell'Agoraccio, al Teatro delle Clarisse, ci sono conferenze, si susseguono conferenze che riguardano appunto la situazione ambientale della nostra regione e quello che si prevede di poter fare per migliorare appunto certe fragilità. All'esterno dell'Agorà ci sono questi spazi che vengono utilizzati tra una conferenza e l'altra dalle scuole della Liguria per mostrare, più che dimostrare, no? Che la scuola sta andando verso il futuro con grande entusiasmo e con grande, come dire, volontà e motivazione. All'esterno appunto ci sono i ragazzi delle scuole che presentano le loro diciamo così, abilità, i loro talenti anche in campo creativo e in campo artistico, quindi ci sono scuole che si sono presentate con attività di espressione corporea, di danza, di teatro, musica, canto. E le scuole coinvolte in questo progetto sono tutte quelle della Liguria. Naturalmente poi c'è in altri siti, diciamo, del centro di Rapallo anche l'Hackathon e il WUMES, che sono le vere maratone, le vere sfide per il futuro, dove i ragazzi suddivisi in squadre cercano di trovare soluzioni innovative utilizzando tutte le risorse, insomma, tecnologiche e naturalmente la loro creatività. Quanti ragazzi sono coinvolti in tutto? Allora, nell'Hackathon, che è, diciamo, il punto focale, se vogliamo, del futuro sottosopra, ci sono 101 ragazzi appartenenti a 16 scuole differenti, suddivisi in squadre. Poi i ragazzi coinvolti anche nelle attività di ricreazione, in questi 3 giorni migliaia di studenti sono stati coinvolti e hanno animato, insomma, Rapallo. I parchi dell'Antola e dell'Aveto riceveranno fondi nell'ambito del progetto Smart Destination, finalizzato al programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Oggi e domani a Genova si tiene un meeting sul tema. Il budget è di 304.000 euro. Il progetto ha l'obiettivo di promuovere il turismo dell'entroterra ligure con l'uso di strumenti innovativi e nuove tecnologie. 2 i siti pilota scelti in Liguria. 60.000 euro andranno al Parco dell'Antola per i lavori di rifacimento della cupola dell'osservatorio, 12.000 andranno al Parco dell'Aveto per un intervento all'abbazia di Borzone. Grazie al progetto le aree saranno inserite in circuiti di raggio nazionale ed internazionale per poter intercettare i flussi turistici e dare con la tecnologia un supporto concreto al rilancio dei 2 territori. Per informazioni la piattaforma base sarà il sito lamialiguria.it. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola rotta di collisione, Bruxelles boccia la manovra e fuori dalle regole, Juncker, così l'euro va a rischio e Tria torna a Roma, il governo italiano rassicura ma i mercati e lo spread tornano negativi, migliora invece il lavoro ad agosto con la disoccupazione sotto il 10%, l'intervista all'ex ministro del Rio del Partito Democratico, ogni sforzo contro il DEF di questo governo. Sospensione dell'asilo non è più automatica, decreto modificato al Colle, il decreto sicurezza di Salvini, sui richiedenti deciderà la Commissione. E per le Olimpiadi 2026 sia Milano con Cortina e Torino protesta. Il Nobel premia la svolta anticancro, andiamo a vedere all'interno di Avvenire, una rivoluzione anticancro, il Nobel va ad Alison e Onjo. I 2 sono autori delle scoperte sull'immunoterapia che combatte il tumore con le difese dell'organismo. L'Accademia svedese premia l'intuizione dei 2 ricercatori, uno americano e l'altro giapponese, il primo è anche malato. Siamo sul secolo XIX, Salvini vede gli sfollati a Genova, per Genova è giusto anche sforare il deficit, Conte commissario a ore, gemme in bilico per la sua casa in zona rossa. Giovedì riapre anche la ferrovia, più treni in città, gaff sul ponte, Casalino si scusa. Manovra allo stop dell'Unione Europea, Juncker, se cediamo sarà la fine dell'euro, e poi la rimonta di carattere della Sampdoria che doma la SPAL per 2-1 nel posticipo di campionato. Fucile vicino al ragazzo ucciso dal cacciatore, Apricale, ipotesi battuta di Frodo, il padre però smentisce. E poi maltempo in Liguria, maxi grandinata in bianca a Lassio. Nel nostro territorio da Rapallo, Futura, il robot Now esalta gli studenti alla scuola e tecnologia, e Rapallo il filtro è più rigido per i pullman turistici. Andiamo a vedere, interscambio promosso il nuovo sistema, fermati nel primo giorno 25 mezzi per 1000 visitatori e 800 diretti ai battelli,
in campo più personali e più frecce, gestite naturalmente dall'ATP. Controlli antifurbi a ruta per fermare chi aggira Rapallo. Il sindaco Bagnasco dice la white list andava ristretta perché nella versione precedente in pratica passavano tutti gestiti da ATP, i pass che vengono consegnati a chi ha il via libera per poter passare. E sempre dal secolo XIX a Lavagna, Sassaiola e Rogo, nell'ex hotel, autori identificati tra le denunce. 2 tunisini sono indagati perché occupavano le camere dell'ex albergo Marina di Lavagna. Un iracheno nei guai per spaccio. Nella scazzottata coinvolti anche 2 italiani. Si è spento all'ospedale di Chiavari Giuseppe Bacigalupo, soprannominato Bonci, persona molto conosciuta a Lavagna. L'uomo era da qualche tempo affetto da una grave malattia. Bacigalupo, 58 anni, era apprezzato per la sua professione di artigiano decoratore, al tempo stesso anche per il suo impegno nel mondo dello sport e del volontariato. Era un componente attivo del gruppo Sestieri di Lavagna, aveva indossato i panni del conte Opizzo Fieschi nella manifestazione del 2010, vedete le foto. Lascia la moglie Mila, la figlia Mirea, i fratelli, i familiari, tanti amici e conoscenti. La salma è composta nella camera mortuaria dell'ospedale di Chiavari, dove resterà sino a domani alle ore 15 prima della sepoltura. Ora ci spostiamo in redazione per gli ultimi aggiornamenti. È pronta Francesca Caporello. A te, Francesca. Sì, grazie Maurizio, buongiorno a tutti. 2 coniugi sono stati arrestati per usura ed estorsione dalla Guardia di Finanza di Genova. L'operazione questa mattina all'alba. La coppia di nazionalità ucraina applicava interessi sino al 120% e praticava abitualmente l'anatocismo, cioè producendo interessi da interessi già scaduti. Tra le vittime almeno 4, ma il dato è in crescita, operai e manovali edili italiani e stranieri. Le richieste di denaro avvenivano via telefono e la coppia si avvaleva spesso del figlio tredicenne, il quale già da alcuni anni veniva usato sia per contattare le vittime che per minacciarle indirettamente, nonché per andare a ritirare il denaro. La casa degli arrestati a Genova Pegli è stata perquisita e sono stati sequestrati documenti falsi, pistole e munizioni. Il figlio di 13 anni e un altro di 8 anni sono stati affidati ai servizi sociali. Dalla redazione tutto, ripasso la linea allo studio, a te Maurizio. Bene, grazie. Concludiamo con 2 notizie. Intanto riprendono i corsi della Bottega della Musica al Villaggio del Ragazzo. Venerdì prossimo 5 ottobre alle 17 nella sala Open Music del centro di San Salvatore di Cogorno ci sarà l'inaugurazione del 19° anno di attività, durante la quale verranno presentati i corsi e si apriranno le iscrizioni. La Bottega della Musica non si limita a proporre lezioni di singoli strumenti, ma si pone come occasione di incontro di giovani musicisti, facilitando la formazione di gruppi musicali. Uno spazio importante riservato ai bambini attraverso corsi introduttivi a strumenti musicali e al corso di canto. E l'Osservatorio Meteorologico, Agrario e Geologico Raffaelli di Casarza Ligure organizza il 2° corso base di meteorologia e idrologia. È aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla materia anche per semplice passione. Le lezioni saranno in tutto 9 di teoria da 2 ore ogni martedì e giovedì dalle 19:45 alle 21:45. Seguiranno 3 lezioni pratiche con uscite sul territorio. Al termine verrà assegnato un attestato con voto previo superamento dell'esame scritto e orale. La notizia si trova anche sul nostro sito teleradiopace.com. Le iscrizioni si ricevono sino a domani all'Osservatorio Raffaelli, che è contattabile presso il numero 349 512 7595 oppure inviando un'email all'indirizzo osservatorioraffaelli1883@gmail.com. Tutti i dati li vedete appunto anche sul nostro sito. Era l'ultima notizia, ci ritroviamo con l'informazione locale questa sera alle 19:15 con TV Gli Oggi. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.